Taran, taran, taran. Chissà come vengo. La mia gioventù ero così, naturale. Ho fatto un corso in università, una delle università più potenti di Turchia, per il marketing, per relazioni pubbliche. Ho capito come andava, insomma, tutto l'insieme, il mio corpo, i miei desideri, i miei sogni. Mia madre dice, ma secondo me è meglio che te ne vai, non sei più adatto a questo paese. Io avevo un amico che viveva qui a Milano, grazie anche un pochettino a lui sono venuto qua in Italia. Uscendo dall'aereo, tra tutte le persone che c'erano in aereo hanno fermato me, la polizia di finanza, e mi hanno fatto capire che anche per l'Italia, per Milano, in un certo senso ero un po' troppa. Sono arrivata in questo palazzo, ero una delle tante persone che abitano e sicuramente non hanno detto ah che bella, che carina, che bello che è qui. Rispettando, ridendo, aiutandoli, queste persone che comunque mi vedono durante il giorno con mia madre, con i cani, che magari gli apro la porta. Ci sono certi che mi conoscono da più di 10 anni, con loro veramente ho un rapporto molto intimo, molto amichevole. Mia madre sapeva perfettamente ciò che facevo, nascondendo non potevo assolutamente creare un rapporto con lei. A che punto fino potevo arrivare per dire le bugie? Cioè, ah sì, vado al cinema, salivo sopra per fare un cliente. Non era giusto. Qui ho cominciato un po' perché c'erano migliaia di trans sulle strade, allora ho detto perché non esco anch'io, per la necessità ho dovuto fare e ho cominciato questa vita. Ciao, hai visto anche il mio sito personale? Fu stato una mia intelligenza di creare nel 2003 questo, il mio primo sito. Se non metti qualcosa di innovativo nel tuo sito, anche là non funziona molto bene. L'Italia è un paese molto cattolico, c'è la chiesa, la gente secondo me ha un po' di paura, un po' di timore. Adesso siamo nel 2011 quasi, bisogna ammettere che ci sono i trans nella società, ci siamo non so magari 40-50 mila di persone, ci sono tantissimi di gay. Credo che siamo in un momento in cui alla gente non piace più i politici, perché magari discriminano le persone come me o come i gay, alla fine vanno a letto con delle prostitute, con delle trans, anche loro. Ho fatto appello ai politici, ho detto di ascoltare magari me o un'altra persona che lavora come me o diverse persone che lavorano come me per aiutarli a creare questo benedetto decreto fatto bene. Perché non aiutare invece di colpire così tanto? Sono quasi in guerra con la signora Carfagna e le persone che hanno aiutato a creare questo decreto, la Santanchè, continuano sempre a fare questi stupidi e inutili decreti che alla fine comunque se tu esci la sera dopo mezzanotte sulle strade te ne trovi veramente di tutto di più. Bisogna fare delle statistiche, bisogna dividere la prostituta in 1000 categorie. Ci sono quelle altre che vengono in Italia a derubare, fare casini per andare via dopo 2 mesi che lavorano con quei soldi che fanno. Questa persona non dovrebbe fare la prostituta, non dovrebbe neanche rimanere in Italia. Chi prima di tutto ha il diritto di vivere in Italia? Le persone che le prostitute, che sia trans, uomo, donna, quelle che sia, che rimangono qui devono pagare un tot di tasse, come una carta ricaricabile, avere una scheda e ricaricare questa scheda e dire guardi, io ho pagato le mie tasse per questo mese, se non ne dispiace non vorrei essere disturbata né qui sulla strada né a casa mia. Io ho fatto il mio percorso di litigare con la gente per la dignità, per l'umanità, per un po' di rispetto. Ci sarà sempre te ne trovi sempre una persona che non ti vede bene, che ti cerca di umiliare. Il mio lavoro in un certo senso mi fa anche fare un dialogo con la gente. Tra le persone che vengono, tanti sono educati, tanti parlano con me, tanti discutono il loro lavoro con me. Essere una persona normale, mettere un goccio di dignità a questo lavoro potrebbe essere veramente molto utile per tanti.